4 Torino-Trieste in uscita. E nel nostro spazio dedicato ai temi della giustizia, oggi stiamo parlando di notariato. Siamo con Enrico Sironi, consigliere nazionale del notariato, responsabile dell'area propositiva, che ringrazio ancora una volta per aver accettato il nostro invito. Ecco, volevo girarle qualche SMS. Ad esempio un amico ci scrive, Sironi, ma è vero che in Inghilterra non esiste la figura del notaio? Da anni si fa tutto con avvocato e soprattutto costano meno, e qui arriviamo anche sul tema dei costi. Silvano invece, che ci sta ascoltando non so da dove, però ci scrive: salve, non è così, io ho comprato casa e sono andato dal notaio per essere più tutelato, risultato, ho comprato casa senza abitabilità, ho informato il notaio e lui ha detto che non spetta a lui controllare, scrive Silvano. Ecco, le giro questi messaggi. Certo, allora la prima domanda riguarda l'Inghilterra. In Inghilterra non c'è il notaio, o quantomeno il notaio non svolge le funzioni che ha in Italia, quindi non svolge quelle funzioni di controllo preventivo di cui abbiamo detto. Ci si rivolge all'avvocato per predisporre gli atti, i costi sono più bassi, questo a me non risulta assolutamente, e diventa evidente questa cosa se solo si considera che in Italia venditore e acquirente si rivolgono ad un unico professionista pubblico ufficiale, che è il notaio, il quale ha una figura terza, quindi indipendente da entrambe le parti, e quindi fa gli interessi di entrambi, e viene pagato quindi un unico professionista. In Inghilterra cosa succede? Che l'acquirente avrà un suo avvocato, il venditore avrà un suo avvocato, quindi abbiamo già due professionisti che entrano in campo con quindi una doppia parcella. I dati che ho io non sono assolutamente nel senso di costi inferiori, ma poi sfatiamo anche la vicenda dei costi dell'atto notarile. Ecco, qui stanno arrivando parecchi sms e vorrei poi girarglieli tutti. A proposito di costi, mi scusi se la interrompo, Costante dice: i notai fanno dei conticini carucci, scrive, però sono soldi spesi bene. Ecco, questo è un'opinione diversa. Guardi che ce ne sono tanti altri. Prego. Ringrazio di questo apprezzamento. Allora, la prima cosa che si dovrebbe sapere, io credo che si sappia abbastanza ma si tende a dimenticare, è che il notaio riscuote le imposte per conto dello Stato. Quindi tassazione pesante. Quando io compro un immobile dal notaio, al notaio lascio sia i soldi che vanno allo Stato che i soldi per il suo onorario. Se vogliamo fare l'ipotesi di un acquisto di un'autorimessa per 40-50 mila euro, parliamo di un'autorimessa in una città, e quindi con un costo anche di un certo livello, allora l'imposta minima è di 1.100 euro. Guardi, c'è un altro messaggio che forse può arrivare a sostegno anche di quello che lei ci sta dicendo, non che ne abbia bisogno, ovvio. Purtroppo nel giro di pochi mesi ho perso 2 persone molto care e in pochi mesi sono dovuto ricorrere al notaio, e posso dire che lo Stato incamera una fetta consistente di soldi, delle cifre versate non erano certo cosa di poco conto. Appunto quello che ci stava raccontando lei. Cioè, proprio come minimo l'imposta è 1.100 euro, l'onorario che chiede un notaio su una compravendita di un'autorimessa di 50.000 euro si aggira, perché le tariffe non ci sono più, quindi il notaio si regola un po' come ritiene, ma si regola anche in base al mercato evidentemente. Le tariffe si aggirano tra i 900 e i 1.000 euro. Ecco. E attenzione, per la stessa operazione qual è l'investimento che fa il cittadino acquirente? Il cittadino acquirente per questa operazione, se si è rivolto a un'agenzia immobiliare, paga probabilmente l'agenzia immobiliare su un'operazione di 50.000 euro il 3%, quindi 1.500 euro l'acquirente, e altrettanti il venditore. Allora sfatiamo un attimo il fatto che il notaio sia così caro. Certo, io capisco che l'assegno che viene lasciato sia un assegno importante, ma la gran parte di quell'assegno è dato da
imposte, certo, l'IVA sull'onorario del notaio, varie. eccetera. Il costo in sé, il costo del notaio in percentuale è la voce più bassa tra tutte le spese nell'ambito di un'operazione di acquisto immobiliare. Questa è la realtà. Le giro qualche altro messaggio. Come vede, sono temi sempre di grande interesse, perché insomma poi ci riguardano tutti molto da vicino, no? Quando investiamo le nostre risorse, magari i guadagni di una vita, nell'acquisto di una casa, vogliamo essere tutelati. Poi ognuno riporta un po' la sua esperienza. Io quando ho venduto la casa, scrive qualcun altro, ho dovuto sobbarcarmi tutte le conseguenze dell'incompetenza del notaio che aveva redatto l'atto precedente. Lo scrive qualcuno, non è firmato l'SMS. E invece Patrizia può spendere una parola sulle scuole notarili e dare un minimo di speranza a questi giovani figli di non notai che vorrebbero svolgere questa professione? Ecco, le giro questi SMS, insomma ne avevamo parlato anche di questo. Allora, l'SMS sull'atto precedente purtroppo non ci sono indicazioni precise per capire quale sia il problema e quindi per poter esprimere un giudizio, però non vorrei lasciare inevasa l'SMS di prima di Silvana che parlava dell'abitabilità. Sì. La realtà è che il notaio si deve preoccupare che nell'atto siano indicati gli estremi dei provvedimenti edilizi, ma nel nostro ordinamento non è vietato vendere un immobile non abitabile. Certamente il notaio dovrà premunirsi di avvertire le parti che l'abitabilità non c'è, quindi se è mancata quell'indicazione, c'è stato un comportamento non completamente efficiente da parte del notaio, ma normalmente a me è capitato di fare qualche atto di immobili che non avessero l'abitabilità, ma informando le parti, certo, che vedono qual è la situazione e per ragioni loro decidono ok, lo compro lo stesso perché so che mancano queste due cose e l'abitabilità la ottengo. Okay. Quindi è una roba che poi va vista in concreto, però come dicevamo prima esistono anche i rimedi nel caso in cui il notaio sbagli. Casi comunque che statisticamente sono davvero pochi. Anche perché insomma una figura preparata, poi magari le persone disoneste sono in tutte le categorie, però diciamo questa è una figura molto preparata, perché diventare notaio, lo dicevamo prima, richiede veramente anni di studio, concorsi molto selettivi, molto seri. Ecco. Sì, siamo alla domanda della signora che chiedeva per le scuole. Le scuole notarili ci sono, frequentatele, studiate seriamente, frequentate anche gli studi del notaio, coloro che vogliono diventare notai, insomma, perché è importante anche la pratica, non solo la grammatica. Lino da Genova le scrive invece: le liberalizzazioni in tutti i settori danno spazio ai disonesti, notaio sempre. Non ha proprio dubbi il nostro ascoltatore. E lo dobbiamo ringraziare, quindi, se ho capito. Senta, Sironi, ecco, noi dicevamo anche la vostra figura professionale è una di quelle che forse sta sentendo molto anche il peso della crisi per quanto riguarda la vendita delle abitazioni. Ci sono stati molti meno trasferimenti immobiliari, c'è stato un crollo proprio. Ecco, voi come state cercando di rispondere a questa situazione, a questa crisi? Ma guardi, la crisi immobiliare nasce da una serie di fattori. Innanzitutto c'è una crisi generalizzata e quindi c'è meno capacità di spesa. In questi ultimi anni c'è stato anche meno facilità di accesso al credito bancario, e quindi partendo da questa considerazione noi abbiamo pensato di stimolare un attimo il mercato proponendo una regolamentazione legislativa appunto dell'affitto con riscatto, che oggi viene detto all'inglese rent to buy, e quindi una norma che consenta di prendere in affitto un'abitazione per un certo numero di anni, ma in sicurezza, perché questa proposta, che ormai è diventata legge, si basa sul fatto che il contratto di affitto con riscatto viene trascritto nei registri immobiliari e quindi da quel momento tutto ciò che eventualmente di negativo possa capitare al proprietario futuro venditore, un'ipoteca, qualsiasi cosa, non ha efficacia nei confronti del conduttore che poi acquisterà. Questo consente quindi a chi oggi non ha la liquidità per comprare e non ha magari nemmeno quella base che gli consente di coprire la differenza con un mutuo bancario, di accumulare in un po' di anni di locazione
una parte del prezzo della futura vendita e poi riscattare l'immobile, ma di farlo in sicurezza, senza buttare via, tra virgolette, un po' di anni di affitto e senza correre il rischio che dopo aver pagato l'affitto per un po' di anni non abbia più la possibilità di acquistare questa casa perché la casa è stata venduta a qualcun altro, perché il venditore ha avuto qualche problema per cui non è più in condizioni di vendere. Quindi questa è un'occasione che è stata messa a disposizione del cittadino, del consumatore, per arrivare più facilmente e in modo progressivo ad acquistare la proprietà dell'abitazione. Ricordiamo che l'Italia è un paese dove più del 70% della popolazione è proprietaria dell'abitazione, quindi anche per questo è fondamentale la scelta che si sta facendo. Non si può correre il rischio un po' così con leggerezza di perdere questo valore della sicurezza giuridica in un paese come il nostro, dove la proprietà immobiliare è davvero un caposaldo del risparmio, anche in coerenza insomma con il dettato della Costituzione in fondo. Guardi notaio, qui stanno arrivando ancora parecchi sms, questo ci fa capire quanto parlare, toccare questi temi sia importante e anche di grande interesse. Siamo in chiusura, magari io ne approfitto per rinnovarle, lo faccio pubblicamente, l'invito per un'altra puntata per continuare a disposizione. Ecco, appunto, da dare anche risposte ai cittadini. Del resto siamo una radio di servizio, quindi questo è il nostro compito. Leggerò solo, guarda, abbiamo un minuto, quindi dobbiamo essere velocissimi. Sono un agente immobiliare, il lavoro che fa il notaio è esattamente come il mio. Io scrivo il preliminare di vendita e il notaio praticamente fa la stessa cosa, con la differenza che io mi cerco e vado a prendere tutti i documenti. Al notaio vanno portati per forza in studio. Abbiamo 30 secondi se vuole rispondere. Beh, richiederebbe più tempo, prego. Ma no, dico che la collaborazione con gli agenti immobiliari sicuramente è una cosa positiva. Ognuno fa il suo mestiere, il mestiere del notaio non è semplicemente quello di mettere insieme i documenti e costruire il contratto, ma di verificare che quel contratto sia conforme a quello che vuole l'ordinamento. L'abbiamo detto. Questo è la differenza, ma ripeto, ogni mestiere ha la sua funzione. Però insomma dagli sms che abbiamo ricevuto, molti salutano sempre positivamente la figura del notaio perché è una garanzia, almeno le persone che hanno scritto fin qui. Allora io saluto e ringrazio il notaio Enrico Sironi, consigliere nazionale del notariato, responsabile dell'area propositiva. Grazie per essere stato con noi. Grazie a lei e grazie agli ascoltatori.